Ringraziamo Dio per averci dato la possibilità di essere ancora qui quest'oggi davanti a Lui e vediamo che cosa dice Isaia al capitolo 40, ai versetti 3 e 4. La voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti. E allora noi vogliamo pregare il nostro Dio dando la possibilità di cominciare ad appianare queste strade, spianare i colli, aprendoci gli occhi e lo cantiamo anche questa preghiera: Signore, aprici gli occhi.
Santo, onnipotente e misericordioso, siamo oggi davanti a Te, così imperfetti ma gioiosi, perché veniamo per adorarti e glorificarti. Noi ti preghiamo, volgi il tuo sguardo benevolo e compassionevole su di noi, affinché, rinfrancati dalla presenza del tuo Spirito, possiamo proseguire sicuri sul cammino che ci hai posto davanti. Amen. Salmo 42, versetti da 1 a 5. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo di giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavamo con la folla verso la casa di Dio, con i canti di gioia e di lode in una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora, ed Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Questo salmo si apre con un'immagine bella, poetica, evocativa, se vogliamo: come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. E dice il salmista al primo versetto, è l'anelare, il desiderare, questo senso forte del desiderio di Dio da parte del salmista, che ci fa capire poi al secondo versetto, quando dice l'anima mia è assetata di Dio, e sembra avere il salmista una sete insaziabile della presenza di Dio. E prosegue il salmista nei versetti successivi, facendoci capire che questa presenza di Dio, questa voglia della presenza di Dio, l'aveva, perché purtroppo parla al passato, non sappiamo perché, l'aveva solo quando era in assemblea, quando era così come noi adesso in questo momento. E noi dovremmo avere in questo momento la sete, anelare, desiderare con tutti noi stessi la presenza di Dio, anelare all'amore e allo Spirito di Dio. E contemporaneamente però lui dice, si trova in una situazione di prostrazione probabilmente, perché poi al versetto 5 dice: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio. Lui ha la consapevolezza che sperare in Dio, avere il supporto di Dio, possa risolvere tutti i suoi problemi, possa placare questa sete, possa estinguere questa sete che al primo versetto sembra inestinguibile. E prosegue dicendo: egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Ed è proprio così. Noi aneliamo alla sua presenza, perché noi siamo consapevoli che Lui è il nostro Salvatore e il nostro Dio. Cantiamo: loderò l'Eterno in ogni tempo. Loderò l'Eterno in ogni tempo.
Sì, Signore, siamo qua per lodarti, Signore, siamo qua per innalzarti, Signore, siamo qua per renderti onore che tu meriti, Signore. Gloria a te, Signore, grazie perché tu hai provveduto a noi, Signore, grazie perché ci proteggi, grazie perché ci hai liberati, Signore, grazie per il tuo grande amore, Signore, grazie perché ci hai resi liberi, Signore. E noi ti vogliamo lodare e ringraziare in eterno, Signore. Amen. Padre nostro, Dio nostro, grazie che sei un Dio meraviglioso e hai creato la musica per far sincronizzare i nostri cuori con te, ma anche per lodarti, per adorarti, perché il tuo nome sia glorificato, Signore. Grazie che sei un Dio che vuole tutto con noi, che vuole l'intimità con noi, ma che ci regala così tanto, ci regala una creazione straordinaria, ci regala l'amore. Grazie, Signore, che noi possiamo vedere quanto ci ami nelle piccole e nelle grandi cose. Signore, aiutaci a ricercare la tua volontà, a ricercarti come il cervo nell'acqua, Signore, davvero come gli animali sono attenti all'acqua, che l'acqua è la vita. Così allo stesso modo che noi possiamo ricercare te, che sei la nostra vita, che vogliamo vedere di più di quel che hai per noi, e vogliamo capire, vogliamo vederti, vogliamo amarti, vogliamo avere una relazione personale con te. Signore, benedici questa Chiesa e fai che gli occhi di tutti i santi siano su di te. Amen. Signore, grazie perché quando ti ho cercato tu hai risposto, grazie perché non ti sei nascosto, non sei andato via da me, per quanto fossi un peccatore, per quanto fossi pieno, sommerso dal peccato, dalla sporcizia, Signore, quando ti ho cercato tu hai risposto, Signore, non ti sei voltato. Grazie perché continui a non voltarti tutti i giorni, quando io continuo a disubbidirti, continuo a non vivere la mia vita magari come tu vuoi, Signore, tu continui a non voltarti e continui a rispondere ogni volta che cerco l'ammaestramento, Signore. Grazie per questo, grazie perché, Signore, se avessi cercato altro, magari non lo trovavo, se lo trovavo era un qualcosa di effimero, passeggero, invece no, tu sei onnipotente, sei onnisciente, sei saldo nelle tue promesse, e non te ne vai, sei fermo e ogni volta che veniamo a te ci rispondi col tuo nome. Grazie del tuo santo nome. Sì, Signore, anche la mia bocca non può tacere davanti a questo tuo continuo e immenso amore. Un amore infinito, un amore eterno, Signore. Difficile anche da comprendere per ogni singola persona. Aver portato tuo figlio sulla croce a soffrire per chi? Per persone che purtroppo tante volte nemmeno ti calcolano. Mio Dio, quanto amore incredibile hai dato a tutti noi, e a chi crede in te hai deciso di portarlo in un mondo che stai creando, Padre. Wow, quale bellezza possiamo solo immaginare. È incredibile sapere di svegliarci al mattino, sapere che tu ci hai dato un altro giorno, ci doni ogni secondo della nostra vita. Il tempo non ci appartiene, questo deve essere forte nelle nostre menti, sapere che tu è tutto tuo, perché sei tu che hai deciso di fare il mondo, di fare la terra, di fare i cieli, e poi hai messo noi a comandarlo, e poi noi non riusciamo a fare quello che tu chiedi. Perdonaci, Signore, siamo umani, ma chi vuole seguirti amerà te in eterno con tutto il proprio cuore, Signore. Bellissimo sapere di essere messi nel tuo immenso piano di salvezza e sapere che saremo con te per sempre, Padre Santo. Meraviglia questa. E noi oggi siamo tutti qua insieme a lodare e a ringraziare questo tuo gesto infinito. Nel tuo nome, amen. 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 Signore, lode a te, Signore, gloria al tuo santo nome. Grazie per questa giornata, Signore, che ci hai regalato. Come possiamo nasconderci davanti a tanta magnificenza? Come possiamo nasconderci davanti alla tua gloria, Signore? Riaccendi lo zelo, il nostro zelo, Signore. Riaccendi la nostra voglia, Signore, di venire a lodarti in chiesa. Riaccendi, Signore, i cristiani che spesso si addormentano, Signore.
Perdonaci, Signore, se a volte siamo lontani da te, nonostante tutto. Hai fatto tutto per noi e non lo meritavamo, Signore. Eppure ci facciamo distrarre dalle cose di questo mondo, Signore. Riaccendi la tua Chiesa, Signore, la tua Chiesa di Udine, Signore, le chiese del Friuli, del mondo, ma in particolare la nostra Chiesa, Signore. Riaccendi lo zelo di tutti i credenti, Signore, e benedicili, Signore, e glorifica, Signore, la loro vita, Signore. Grazie perché abbiamo una comunità, Signore, dove possiamo veramente assaggiare e assaporare il paradiso, Signore, che stai preparando, quella terra che sta preparando per noi, così come ha detto Gesù Cristo. Lode e gloria al tuo nome, benedici il culto e il proseguo di questa giornata e benedici chi è a casa e ci ascolta e ci sta vedendo. Amen. Amen. Grazie. Salivano a te. Voglia tu fare in modo che anche altre persone vogliano volgere a te le proprie menti e credere nell'opera di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Amen. Salmo 42, versetti da 6 a finire. L'anima mia è abbattuta in me, perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate. Tutte le onde e i tuoi flutti sono passati su di me. Il Signore di giorno concedeva la sua grazia e io la notte innalzavo cantici per Lui, come preghiera al Dio che mi dà vita. Dirò a Dio, mio difensore, perché mi hai dimenticato? Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici, perché mi dicono continuamente, dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Amen. Il salmista continua la descrizione del suo stato d'animo in questa seconda parte del Salmo e possiamo capire, possiamo comprendere che in questo momento magari non tanto fisicamente ma quanto spiritualmente egli si possa trovare lontano da Dio, portando la similitudine del monte Hermon e del monte Misar, magari a una distanza non fisica appunto ma spirituale. E un abisso continua, un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate. Anche qui, volendo, possiamo fare una similitudine col primo versetto, perché se da una parte nel primo versetto il salmista anelava come l'acqua la presenza di Dio, anche qua c'è la presenza delle acque, di acque che però in questo caso non vengono più viste come qualcosa di positivo ma come qualcosa di negativo, perché dice che un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate, tutte le onde e i tuoi flutti sono passati su di me, quindi ci fa capire come quest'anima possa essere oppressa, possa essere sofferente, ma alla fine si ritorna a quello che si diceva nella prima parte del Salmo, si fa una domanda: perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. L'anima nostra deve sperare, deve capire che Dio è il nostro Salvatore, perché Egli è il nostro Dio, il nostro Padre Celeste. Cantiamo ancora Splendida Grazia. Perché qui ci vuole Splendida grazia in Cristo, più grande del peccato, come potrei ridirla, come comincerò dal mio
grazia in Cristo giunge a me. Splendida e piena grazia in Cristo, più profonda dell'immenso mar, alta più dei monti, vasta più dei cieli e sempre sufficiente al mio mangiare. Splendida e piena grazia in Cristo, grande più di tutto il mio peccato. Oh, lode, lode al Signor Gesù il Salvatore. Splendida grazia in Cristo per tutti i peccatori, per essa la salvezza è giunta fino a me. Le mie catene tolse e libertà mi diede, questa splendida grazia in Cristo giunge a me. Splendida e piena grazia in Cristo, più profonda dell'immenso mar, alta più dei monti, vasta più dei cieli e sempre sufficiente al mio mangiare. Splendida e piena grazia in Cristo, grande più di tutto il mio peccato. Oh, lode, lode al Signor Gesù il Salvatore. Scusate se ho saltato un canto, magari ho mandato in tilt la regia, ho invertito un po' la scaletta. Prima di proseguire magari volevo chiedere se qualcuno ha una testimonianza da poterci portare, ha qualcosa da condividere in questa settimana che è successo, o qualcosa che magari potrà succedere nei prossimi giorni. Giovanni? No. Gianni, scusa. Giovanni è... Ti voglio bene. Gianni. Vedi che dire sempre i nomi. No, allora io volevo ringraziare il Signore per quello che è stato il matrimonio di mio nipote. Voglio ringraziarlo soprattutto perché il Signore, anche nelle piccole cose, fa capire agli altri che c'è qualcosa di diverso. È vero. Perché quando ci sono i matrimoni, chi lavora, chi fa le cose là dentro, si aspetta un qualcosa che non c'è stato e ogni volta rimangono meravigliati e dicono perché questi non fanno così. La domanda se la sono posta, anche se non l'hanno chiesta, se la sono posta, lo vedi nello sguardo, lo vedi nelle persone e questo è lode al Signore, perché il Signore mette la sua opera, mette comunque le persone e fa in modo che tutto funzioni come deve andare. C'è stata tanta pioggia, stranamente il giorno prima era bello, il giorno dopo era bello di nuovo, il giorno stesso c'è stata la pioggia e questo mi ha fatto un po' pensare, però alla fine io dico sempre, cos'è che il Signore ha fatto che noi non sappiamo? Se la pioggia l'ha messa c'è un motivo, forse poteva capitare qualcosa di diverso, non lo sappiamo, però il Signore ha messo la sua mano e si è visto in tutta la giornata. E io credo che ho visto molta gente molto contenta, è stato un matrimonio bello, semplice, pulito. È stata una bella testimonianza, insomma. Esatto, non è stata una cosa, è stato veramente anche nelle pazzie che possiamo fare anche noi, perché non siamo esenti a fare pazzie, perché possiamo anche noi un po' fare le pazzie, però siamo sempre stati sobri. E quello ringrazio il Signore perché è stato sicuramente di testimonianza a tante persone che non erano credenti. Vedi. E anche chi è stato lì e che ha lavorato, che ha fatto, hanno potuto veramente, come si dice, vedere il Signore all'opera. Toccare con mano l'opera di Dio, insomma, se mi permetti. Esatto. Bene, Perciò benissimo. voglio ringraziare e lodare il Signore per questo. Lode a Dio, lode a Cristo. Qualcun altro? Vittorio. Io vorrei ringraziare il Signore perché spesso mi dà questa
energie, anche questo coraggio, voglio dire, di muovermi verso le farmacie. Adesso come Gedeoni abbiamo un progetto di portare il Nuovo Testamento agli operatori sanitari. E sì, qualche volta, dico la verità, mi sono sentito in difficoltà perché ci sono anche tutte queste criticità del Covid, tu arrivi dentro con questo libretto, magari qualcuno si chiede se è disinfettato o no e ci sono delle cose un po', però anche ieri ecco, sono entrato in una farmacia e sono stato accolto bene come il 99% delle volte, ecco, allora dico, queste sono le opere che fa il Signore. Dopo io, che volete che vi dica, io non so quanto questa coppia sarà letta, quanto sia un atto di cortesia, magari viene messo a parte, però noi confidiamo che la sua parola non cada mai a vuoto. Allora se la sua parola non cade mai a vuoto, neanche questo tentativo di portare la sua parola, io credo che cadrà, che appunto non cadrà a vuoto. E ringrazio il Signore perché mi ha messo questo piccolissimo lavoro davanti, perché è un lavoro infimo, non piccolo, di meno ancora, perché è un contatto per settimana, ecco, sostanzialmente che io cerco di rispettare una mia logica di un contatto per settimana, e vedo insomma che il Signore benedice, quantomeno il mio andare mi fa sentire così rispondente alla sua chiamata, ecco, quando io gli ho detto manda a me per questa, ripeto, piccolissima attività, perché è veramente piccolissima, e dico manda a me Signore, amen. Amen. Che io volevo soltanto, stavo pensando a un incoraggiamento anche su quello che abbiamo letto. Vabbè, come sapete io lavoro e studio, no? A tempo pieno, sono all'ultimo anno, tra parentesi, perché so che voi pregate per me, dategli tutto, io gli do tutto l'ultimo anno. E c'era una cosa che mi ha insegnato il mio anziano Jonathan, e che voi avete proprio ripreso il salmo da dove lui me l'ha insegnato, no? Voi sentite Davide come fa lascia andare anima mia, no? E confida in lui. C'è questa canzone che è un continuo eco nel mio cuore, che magari l'avete sentita, che fa Let go my soul and trust in him. The waves and winds still know his name. Lascia stare anima mia. Lascia andare anima mia e credi in lui. Le tempeste e le onde, i venti e le onde si ricordano ancora del suo nome, quello stesso nome che li ha formati. Evocativo. E allora vi volevo incoraggiare davvero a, quando avete questo momento, a me ha cambiato tantissimo il mio modo di pregare, me l'ha ricordato adesso il Signore, volevo ricordarlo anche a voi. Pregate e dite a Dio, no, il mio Dio è il Dio che mi ha dato una casa quando mio papà è venuto almeno, è il Dio che mi ha dato una chiesa per prendersi cura di me, è il Dio che ha fatto. Parlate, dite alla vostra anima, ricordate le cose che Dio ha fatto per voi. Let go my soul and trust in him. Grazie. Cristian. Sentendo tutte queste cose mi sembra anche giusto incoraggiare anche sotto questo punto di vista, ovvero quanto il Signore adopera le sue creature per portare la sua parola, no? Anche solo un'anima è una cosa meravigliosa. E appunto nel matrimonio che abbiamo fatto di Marco c'è stata una bellissima occasione nella quale due compagni, due amici di Marco che sono venuti, anche loro erano nel nostro stesso hotel, dopo aver fatto il tutto, il matrimonio e quant'altro, ci siamo ritrovati, eravamo nello stesso hotel, sotto a fare delle chiacchiere, no? E loro si sono meravigliati di come noi parliamo di Gesù. Proprio la sua frase fu: caspita, che modo diverso di parlare di Gesù. Io non c'ero mai stato in una chiesa nella quale
si cantasse, si facesse queste cose. Persone non credenti, perdono. Persone a modo loro. Ah, ok, perfetto. E dice questa frase molto bella: beh, io così sì che mi incuriosisco. Ed è stato meraviglioso per dire: da noi nessuno ti imporrà mai, visto che Dio non impone, tantomeno noi, però se si può condividere la felicità immensa che Dio dona nel cuore, ma questo lo avrai da tutti i nostri fratelli. Amen. Certo. E questo sembrerebbe che veramente Lui adesso interessi le cose. Ci vedremo tra una settimana, Bene, se bene. Dio vorrà Magari avrà iniziato un sì, percorso. molto, molto bello. Allora ti incoraggio sempre di continuare, insomma, a vedere la felicità che Dio ci ha donato, non dire tu devi fare. È giusto, grazie. Allora vogliamo cantare sto canto che prima abbiamo saltato, che ho saltato, perdonate. 1000 ragioni, grazie. Stavo pensando che abbiamo 1000 ragioni, dice così questo canto, ma io mi soffermo su una soltanto per me, che è l'amore di Dio e il privilegio di essere stata amata da Lui in un modo perfetto, e del fatto che Dio può salvare la nostra vita, può ricostruire, può ridonarci valore, dignità, rispetto, amore. Per cui io voglio cantare questo canto con questo atteggiamento, con questa convinzione, soprattutto con questa gioia e riconoscenza del fatto che Dio mi ama, mi ha amato, mi ama e mi amerà. Per cui noi possiamo assolutamente ringraziare il Signore per questo amore così grande che ogni giorno lo vediamo nella nostra vita, nelle persone in cui incontriamo, nelle parole belle che ci vengono dette, nell'incoraggiamento che riceviamo dai nostri cari amici, perché fa la differenza. E questo è l'amore di Dio che ci insegna a prenderci cura dell'altro con quella delicatezza, con quella verità, con quella realtà che solo il Signore ci insegna come si fa. Perciò benediciamo il Signore per questo motivo, per il suo amore. Voglio ascoltare le vostre voci, perché anche a casa ci devono ascoltare, è vero? Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò.
giorno in cui non avrò più forza e il tempo mio qua giù finirà, la mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni e per l'eternità. Benedici il Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Grazie Padre, perché anche oggi forte è la presenza del tuo Spirito. Grazie Signore per questo privilegio, in nome di Cristo, amen. Vorrei introdurre la cena del Signore con un brano del Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, i versetti da 7 a 14, che dicono così. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi a me da bere, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà per lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Amen. Torna il parallelo con l'acqua. Se prima nel Salmo era la nostra anima che anelava come l'acqua, Dio in questi versetti, in questo brano di Giovanni, le cose sono un po' ribaltate. È Gesù che chiede a noi acqua, chiede alla donna acqua. Ma la donna chiaramente non riesce a capire Gesù di che acqua stia parlando, perché gli dice: qual è st'acqua viva se tu non hai neanche un secchio per andare giù a prendere quest'acqua? E lui gli risponde: se tu conoscessi chi ti sta dicendo questo, saresti tu a darmene. E dell'acqua viva e dell'acqua spirituale, chiaramente, l'acqua spirituale che noi possiamo attingere solo da Cristo. E come la troviamo questa comunione con Cristo? Chiaramente confessando a Lui di avere bisogno del suo perdono, del perdono del Padre. E mi sembrava una bella introduzione questa, al di là del parallelo che c'era col Salmo, per la cena del Signore. Perché Cristo, come c'è scritto, volle fortemente cenare la sera prima di essere mandato a morte con i suoi discepoli. Disse: io ho voluto fortemente festeggiare questa Pasqua con voi. E la vuole festeggiare con noi anche. Magari non tutti i giorni, ma la domenica in particolare. Noi ci dobbiamo ricordare attraverso questi simboli del sacrificio e della risurrezione di Cristo. Allora voglio invitare Paolo a pregare per i simboli e aiutarmi alla distribuzione. Grazie.
Signore Gesù, tu hai voluto fortemente questo che stiamo per fare in questo momento, Signore, hai voluto fortemente anche salire su quella croce e morire per noi. Grazie per il tuo corpo che si è spezzato, grazie per il tuo sangue che si è versato per noi per purificarci dai peccati e grazie, Signore, anche perché sei risorto. Ci hai mostrato la tua gloria e adesso sei qui in mezzo a noi in spirito Signore, a benedirci e ad adorare il Padre insieme, Signore. Grazie per questo, nel tuo santo nome. Amen. Amen.
Continuiamo questo momento di lode con il primo canto, Manuel, Dio con noi. Grazie. Insieme in questo luogo santo la gloria tua cantiamo, riuniti alla tua presenza, prostrati t'adoriamo, a te leviamo i cuori, le mani dinanzi a, si vieni a regnare dentro noi. Emanuele, il Dio con noi, Re di pace tu sei, maestoso eterno amore. Innalziamo verso il cielo le lodi tue, Signore, e l'aurora del tuo regno, la gloria tua verrà. Soltanto tu sei degno, qui tra noi lodato sei, eterno Re, Signore, regnerai. Emanuele, il Dio con noi, Re di pace tu sei, maestoso eterno amor. Emanuele, il Dio con noi, Re di pace tu sei, maestoso eterno amor. Lascio la parola al fratello Gaetano di Francia per la parola di oggi. Grazie. Buongiorno. Oh, scusate, stavo facendo qualcosa di grave. Sì, buongiorno, riprendiamo di nuovo, dai. Buongiorno. Grazie Giovanni. È sempre un piacere venire qui. Adesso vi svelo un segreto, riesco a venire senza navigatore, quindi ho imparato la strada. Forse è grave quando si impara la strada perché si viene per abitudine.
Va bene, non è grave, è bello poter andare in un posto e aver imparato la strada. Anche noi abbiamo imparato la strada per andare al Signore. E quella strada non ce la scordiamo più, fa parte della nostra vita. Gesù ce l'ha annunciato: io sono la via, sono la verità e la vita. Semplice, 3 parole straordinarie e noi abbiamo imparato la via e questa via fa parte di noi, è integrata in noi, ci appartiene. Come ho detto qualche altra volta, il Signore si lascia appartenere da noi e questo è interessante. Sono contento perché con Salvatore non ci siamo messi d'accordo, ma tante di quelle cose che sono state già dette stamattina vedrete che incontreranno il nostro testo di riflessione. Certamente il Signore è uno, anche lo Spirito Santo è uno, ed è bello quando così guida e ispira i pensieri. E quindi anche questa riflessione sarà una continuazione un po' su quello che abbiamo già sentito stamattina, che abbiamo già vissuto stamattina. Riprendo il testo di Ebrei 13 e lo riprendo dall'inizio, anche se l'abbiamo già meditato, i primi 3 versetti, perché poi andrò fino al versetto 8 e per oggi ci fermiamo qui. Quindi leggiamo da Ebrei capitolo 13, versetti da 1 a 8. L'amore fraterno rimanga tra di voi, non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola senza saperlo hanno ospitato angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro e di quelli che sono maltrattate come se anche voi lo foste. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori, gli adulteri. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ho preso questa porzione di questo capitolo perché è densa, è immensamente densa. Noi diremo qualche cosina, andremo un po' veloci. Ho ripreso i primi 3 versi nella lettura, giusto per inquadrare tutto il pezzo che stiamo leggendo. Ora, come avete visto, si parla di tante cose, di carcerati, di maltrattati, di ospitalità, di amore fraterno, e poi c'è questa introduzione così, sembra qualcosa di, almeno nella mia testa così mi ha dato questa impressione, qualcosa che si introduce che a primo sguardo, che c'entra il matrimonio con tutto il resto? Poi con la condotta, con l'avere fiducia, con i conduttori che ci hanno già lasciato. Cioè, è come se diremmo quasi un fulmine a ciel sereno, no? Cioè, si parla di tante cose, boom, c'è questo. E lo stesso stile ce l'ha Paolo nell'Epistola agli Efesini, dove si parla del culto, si parlerà poi dei figli, si parlerà di operai, di padroni, ma dentro c'è la questione della coppia in particolare e della relazione tra noi e Dio come Chiesa e tra la relazione fra uomo e donna nella coppia. Ho visto questo schema e l'ho voluto annunciare perché c'è un'importanza. C'è un'importanza perché il matrimonio per chi lo vive è alla base della società. È tutto quello che c'è prima e tutto quello che c'è dopo. Non può essere realizzato se
chi vive il matrimonio non vive anche con un'etica corrispondente al matrimonio. Non è che chi non è sposato, chi è separato, chi è andato incontro a un divorzio, come cristiano non funziona, ci mancherebbe. Però in quest'ottica ognuno di noi è un credente, un operaio nel Signore, un servitore, sempre e comunque. Non è che Paolo, quando sta servendo il Signore, non aveva la moglie, è stato sposato, ma poi non ce l'aveva. E lui dice: ragazzi, vi vorrei un pochettino come me, anche se il fratello Pietro è accompagnato da sua moglie. Quindi Pietro e sua moglie stanno servendo il Signore, e San Paolo, che adesso non c'ha più la moglie, sta servendo il Signore. Non è questione di servire o di qualità di servizio, ma è, come si può dire, uno sguardo in tutto quello che c'è, affinché tutti possiamo considerare il fatto di vivere in coppia come qualcosa di straordinariamente importante. Sembrano delle cose quasi fuori contesto nella società, ma è importante avere noi le idee chiare in quello che vogliamo vivere. E quindi cominciamo proprio da questo, perché gli altri versetti l'abbiamo detto. Il versetto 3 è di ricordarci dei carcerati, dei maltrattati, e poi anche prima dell'ospitalità, ne abbiamo parlato l'altra volta, quindi se avete voglia vi andate a sentire l'altra parte. Quindi a un certo punto entra così: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Questo è importante, non è una banalità. Oggi, che tu sia sposato o non sia sposato, il matrimonio non è una banalità, non è un incidente. Il matrimonio è una scelta. E se è una scelta, che sia la scelta di grande qualità per la tua vita, la scelta è importante. Non vuoi sposarti, libero di farlo. Con l'epoca di Gesù ricomincia il celibato. Prima non esisteva il celibato. Nell'Antico Testamento il celibato non c'è, non è nemmeno contemplato. Ognuno doveva appartenere a qualcun altro, ma con Gesù riparte il celibato. Ognuno può scegliere di sposarsi o di non sposarsi, ma se si sceglie che sia tenuto, come dice qua, in onore da tutti, che ci sia dato il giusto valore, come si dà il giusto valore a ogni persona, a ogni condizione, a ogni situazione. Anche chi vive il matrimonio lo viva con il giusto onore, accordi il giusto onore a questo, ma non soltanto chi lo vive per sé, ma anche gli altri possono rispettare gli altri. Oggi mi sembra che se ti capita di pensare che quella persona ti piace, non importa se è sposato, se non è sposato, tu vai e te la vai a prendere. Non è così. È importante che ci sia questo rapporto di rispetto reciproco per ognuno, è alla base. E poi l'intimità coniugale non sia macchiata, il termine infedeltà è un termine aggiunto. Cioè non portare nell'intimità coniugale tutto ciò che può essere estraneo e che non permette ai due di potersi realizzare come soggetti, come persone. Detto in parole più semplici, che non ci siano atteggiamenti di dominazione o di sadismo o di altri comportamenti, ma che sia l'opportunità e il momento in cui i coniugi possono esprimere loro stessi e vivere il bello e l'importanza della propria sessualità. Va bene detto così in modo semplice. Ci sono 3 letti. C'è il letto clinè, che ha dato clinica, è il letto del malato. Poi c'è il letto grabà, che è il pagliericcio, il letto del domestico, il letto di chi si accontenta di dormire là dove gli viene dato un posto. E poi c'è il coité, che appunto è questo letto qui,
in italiano un po' più arcaico viene parlato il talamo coniugale, non venga contaminato. Ecco, questa era la frase della vecchia Diodati, se non mi sbaglio. Le parole greche sono quelle: il talamo o il letto coniugale non sia contaminato, che questo letto sia consacrato ai due coniugi, punto. Ma non soltanto con i corpi, ma anche con la testa, perché tante contaminazioni e tanti inquinamenti ce li abbiamo dentro la testa, sono proprio lì. Allora è importante che sia vissuto veramente in un modo degno di essere vissuto. E poi parla ancora della nostra etica nei rapporti del denaro. Mi chiedevo perché prediligo dei testi pratici, perché so che come credenti leggete la Bibbia, perché so che questa Chiesa fa degli studi, che questa Chiesa parla anche di dottrina, quindi di teologia, ma è importante che noi parliamo anche della parte pratica della nostra vita, perché la nostra parte pratica manifesta, racconta, rivela chi siamo dentro di noi. Sono le nostre azioni che diventano coerenti o incoerenti, conformi o non conformi a quelli che sono i nostri pensieri. Ed è fondamentale parlare di questo. A che vale avere i più bei pensieri teologici e poi il nostro modo di comportarsi fa letteralmente schifo? Una volta qualcuno mi ha detto: perché questa gente che criticate si comporta meglio di voi? Non è una bella osservazione fatta da un giovane che frequenta la chiesa. E se volete è stata la mia esperienza. Mia madre mi portava in chiesa quando ero col pancione, cioè quando era lei col pancione, io no, io avevo il pancino. E quindi sono cresciuto dentro una chiesa, ho visto di tutto e di più. Dalla casa di mio padre in Sicilia passavano tutte le notizie di tutta l'Italia. Era proprio un crocevia, notizie di tutti i tipi. Passavano le belle notizie di benedizione, di incoraggiamento, di miracoli, di opere di Dio che andavano avanti, ma passava tanto altro, che uno si chiedeva: ma questi qui chi sono? Sono veramente credenti? E non parlo di persone che stavano sedute all'ultimo posto, ma di persone che stavano dietro i pulpiti. E gli scandali non ci sono soltanto nella casa a fianco o nella religione a fianco. Siamo chiamati a vigilare per noi stessi. E quindi il mio invito e il mio incoraggiamento è a poter essere coerenti. Abbiamo parlato della prima parte che è più diretta a noi nel senso dell'amor fraterno. Ho detto quella volta che i fratelli non li abbiamo scelto, ma ci dobbiamo vivere insieme. E se voi dovete vivere con me, anche io devo vivere con voi. Ed è importante che si lavora affinché la convivenza possa essere una convivenza degna di sapere che Gesù Cristo è il Signore. Questa è una testimonianza incontestabile. Questi si vogliono bene. Volete sapere che cosa ha portato un ateo sfegatato, pronto, con le munizioni a fare la rivoluzione in Italia, ma a partire dalla Sicilia, in questo caso mio padre, al Signore? Che dopo aver avuto il lutto del padre e del fratello giovane, tutti e due giovani, è entrato in questa chiesa che, guarda caso, era accanto della casa di mia nonna. Lui è entrato, la signora che poi è diventata sua moglie, cioè mia madre, l'ha vista e ha detto: ma poverino questo vecchietto, sarà vedovo. Cioè, a 20 anni era combinato veramente male. Una ragazza che lo vede e pensa che, poverino, un vedovo.
quello che l'ha sconvolto è stato il fatto che alla fine del culto si sono salutati, pace, e si sono abbracciati. Un altro ragazzo che ho trovato nella chiesa in cui ho servito il Signore per tanti anni, a Milazzo, questo ragazzo è arrivato al Signore, sapete perché? Lo hanno invitato a fare una partita di calcetto e stranamente in tutta la partita non ha sentito bestemmie, non ha visto la gente arrabbiarsi e aggredire gli altri, e quando capitava che si sono fatti male c'era l'altro che gli diceva scusami, mi dispiace, e questo ha cominciato a pensare, questi sono tutti matti, perché lui era abituato a giocare a calcetto dove io non ci sono forse una o due volte nella mia vita, perché non sono mai stato un grande sportivo sotto quel profilo, ma chi di voi ci è stato, io ho assistito a delle partite, non vi dico quello che succede. Atteggiamenti semplici, ma atteggiamenti che danno la testimonianza profonda del proprio credo, di come la propria vita è stata modellata, di come la propria vita è stata educata, restaurata, rimessa in sesto da tutto ciò che si crede. Noi siamo tutto ciò che noi crediamo e i nostri atti possono confermare o smentire radicalmente chi siamo. E quindi magari voglio scorrere questi altri versetti insieme a voi proprio perché possiamo prendere per noi delle conferme. Il mio non vuole essere un discorso esortativo, un rimprovero. Non sono qui, io non voglio bastonare nessuno. Quello che voglio dire è che la Scrittura ci dà questo modello, la Scrittura ci indica queste direzioni e che ognuno di noi possa prendere la gioia di sapere sono sulla buona strada, sto andando bene, oppure qui devo darmi una giustatina e qui forse ci vorrebbe anche qualcosa, un po' di lavoro. Quindi, chiaro, non sono qui per giudicare nessuno. Dice qui che il nostro comportamento non sia dominato dall'amore del denaro. È una frase lunga per dire l'amore per il denaro non condizioni il nostro comportamento e la nostra vita. Non siamo più nell'epoca del baratto, in cui potevi prendere 2 chili di piselli e ti davano mezza coscia di pollo. Non so se succedeva così, ma comunque più o meno. Va bene? Siamo nell'epoca in cui tutto viaggia attraverso i soldi. E non possiamo essere radicalisti nel dire basta, rigettiamo, non usiamo, non tocchiamo i soldi. Anche se qualcuno dice i soldi sono la cosa più sporca che esiste nel mondo. Quello che è importante è il nostro atteggiamento, che la nostra vita non sia condizionata dall'avarizia, dall'interesse spropositato, dal fare i soldi, dall'amore per il denaro. Sappiamo tutti che significa, non c'è bisogno di grandi spiegazioni. Che il tuo comportamento sia libero e che sia anche disponibile per altre realtà nella tua vita, non soltanto per il denaro. Ad alcuni coniugi ogni tanto ho dovuto dire, ma ogni tanto vi incontrate? Ma durante la settimana vi capita che vi incontrate? Perché alcuni erano anche infermieri, quindi i loro turni erano pomeriggio, mattina, notte, libero, pomeriggio, mattina, notte. Quindi c'erano le notti in cui nemmeno si vedevano nemmeno di notte, si incrociavano soltanto sul pianerottolo per lasciarsi i bambini l'un l'altro, per darsi le consegne, e forse per un mese poteva capitare che nemmeno si incontravano, tranne il ciao, buongiorno e qualche messaggio. Racconto delle cose estreme per dire come è fondamentale che non ci sia qualcosa che condizioni in un modo totale la nostra condotta, il nostro modo di vivere, e in modo particolare il denaro, perché è legato al concetto di potere nella nostra vita. Siate contenti delle cose che avete,
Perché l'amore del denaro distrugge la gioia di poter essere contenti di quello che hai. Non c'è bisogno di paragonarti a chi abita in un'altra nazione o in un paese meno fortunato del nostro. E non sono qui per dirvi pensate a, no, pensiamo a noi. Pensiamo semplicemente a noi. Siamo contenti di quello che abbiamo? Tante volte la nostra gioia è rapita, è tolta da tante cose che non sono degne di toglierci la gioia. E sapete, noi non possiamo stare in uno stato perenne di gioia. Non ci siamo. Quando si parla di rallegratevi, del continuo rallegratevi, è la gioia dell'incontro. Forse qualche volta l'ho detto, non è la gioia di essere così, con il viso deformato, 24 ore al giorno. È la gioia di sapere che noi abbiamo un incontro. Difatti lì nel testo dice il Signore è vicino. Di questo incontro che comunque ci sarà, in mezzo alle lacrime, in mezzo alle gioie, in mezzo alle guerre, in mezzo alle tribolazioni, l'incontro con il Signore ci sarà, quella gioia fondamentale dentro di noi. Ma qui poter gioire delle cose che abbiamo. Abbiamo bisogno di riempire nella nostra vita un bicchiere di piccole perle, piccole gioie che riempiranno il bicchiere. Non sarà uno stato perenne, non è una fontanella della gioia. La felicità è la stessa cosa, ci sono dei momenti di felicità che tu li puoi mettere lì, si raccolgono. Quando eravamo bambini si pensava che un giorno saremmo stati felici, cioè arrivare allo stato della felicità. Una volta saremmo stati allo stato della pace perenne. No, queste cose le puoi avere solo interiormente e in Cristo, perciò che competono le cose di Cristo. Per il resto, la gioia del quotidiano, la gioia della vita quotidiana, la felicità nella vita quotidiana sono momenti che tu puoi vivere e che puoi mettere a deposito in modo da controbilanciare gli altri momenti. E di vivere bene, vivere in equilibrio. Perché Dio stesso ha detto, non l'ha detto Gaetano, non l'ha detto Riccardo, sì, non l'ha detto nessun altro, l'ha detto uno solo, degno di essere di questa fiducia. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo presuppone che viviamo momenti di tribolazione, momenti difficili. Ma il Signore ci dice, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Non importa i momenti che viviamo, il Signore è presente. Il Signore è lì con te. Non lo vedi? Glielo puoi dire, Signore non ti vedo, ma Lui è lì. Ripeto sempre, siate onesti con quello che vivete e sentite in quel momento. Tanto questo non cancellerà la presenza di Dio. Ma almeno avete ascoltato voi stessi. Mi sento solo, mi sento sola. Signore, dove sei? Mi sento un po' abbandonato. E poi c'è qualcosa, non si sa perché, che ti richiama. Magari non ricorderai Ebrei 13,6, ultima parte del versetto, ma ci saranno queste parole che saranno come quei raggi di sole che aprono le nuvole. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E la tua speranza si accende e puoi riguardare al Signore e i tuoi occhi possono brillare di luce e poter guardare oltre. Questo è importante. Così possiamo dire con piena fiducia, ma il termine greco significa con coraggio, ci vuole coraggio in certi momenti, Dire Signore c'è quando le cose non vanno tanto bene, ci vuole coraggio, oppure di buon umore, oppure con fierezza. Così possiamo dire appunto con coraggio, con buon umore, a volte ci vuole. Dai, che abbiamo il Signore con noi, su,
Andiamo avanti. Dai che ce la facciamo. Ci vuole un po' di buon umore. Non so se è santo umore, però un buon umore ci vuole ogni tanto. Dai. Non va come dovrebbe andare, dai, ce la facciamo, andiamo avanti. Ci sono qua io. Certo, non puoi dirlo, lo puoi dire solo se sei presente, quindi speriamo che i fratelli e le sorelle sono anche presenti, perché a volte, come dice Gaetano, intorno a te c'è solo l'aria e il Signore, l'invisibile Dio è lì. Basta connetterlo con il Tempio dello Spirito Santo e la presenza è fatta. Lui c'è. Lui c'è. Quindi possiamo dirlo con coraggio, anche con fierezza: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'essere umano? Momenti di solitudine. E poter sentire ancora questa parola: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E ci sono questi momenti in cui abbiamo bisogno di prendere la nostra fiducia con tutte e due mani e poterci dire: il Signore è il mio aiuto, non mi ha abbandonato, è ancora qui. Signore, parla al mio cuore, guidami, indicami la strada. Cosa mi può fare gli altri? Cosa mi possono fare gli altri? Questo non significa essere imprudenti, questo non significa essere sprovveduti, ma questo significa che abbiamo un Dio che è al di sopra di ogni persona, è al di sopra di tutto. Noi veniamo da una storia. Noi costruiamo una parte della storia perché dopo di noi ci sarà ancora una storia. E la necessità di continuità. E in questa continuità abbiamo bisogno di modelli. Abbiamo bisogno di persone che ci rendono visibile l'amore e la grazia di Dio. Noi un giorno abbiamo potuto dire: ho sentito il Signore, ho visto il Signore, non so, ho toccato il Signore. Sono diversi modi come esprimere le nostre preghiere, il nostro incontro con Dio. Ma questo qua è avvenuto perché c'è stato un momento in cui qualcuno ha fatto la continuità, ha reso possibile la continuità. Il discorso iniziato da Cristo, il Logos, Lui che è il cuore del discorso, la parolazione che si rivela e che ci fa conoscere Dio, perché nessuno aveva mai potuto conoscere Dio, Giovanni 1, allora Lui è colui che costruisce un discorso nella vita di ognuno, il racconto della vita, il racconto della nostra esistenza, il racconto della nostra speranza. Una speranza che come si dice, che si tramanda di generazione in generazione, e prima di noi ci sono stati altri. E qui ci viene detto di poter considerare la fede di coloro che ci hanno preceduto. Certo, i cattivi esempi lasciateli stare, non vi servono. Ma io credo che avete avuto dei buoni esempi, delle persone che sono state per voi dei punti di riferimento. E questi punti di riferimento sono con voi, camminano con voi, perché il ricordo, le loro parole, le loro azioni, forse il loro abbraccio, la loro carezza, forse il loro dono, forse in un momento di bisogno ti hanno dato una busta che tu non te l'aspettavi. Sono queste persone che hanno portato a te un messaggio e che noi abbiamo bisogno di avere memoria dentro di noi. È un brano in cui si parla sempre di ricordarsi, di ricordarsi. Noi abbiamo bisogno della memoria, perché la memoria è la base che ci ha condotto fin qua ed è la base per costruire il futuro.
Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. E considerando, quindi è interessante, abbiamo la libertà e la necessità di considerare la loro vita, i loro pregi, quello che hanno fatto di buono, perché questo sarà un monito per noi, sarà un incoraggiamento per noi. Quante volte ho pensato nella mia vita, se ce l'hanno fatta loro ce la possiamo fare pure noi. Ve lo dico con un esempio molto semplice. Uno dei miei prof alla facoltà di teologia era già grande per me, io ero ancora ragazzo e lui già lavorava con il computer, ma per me il computer era proprio la selva oscura. Non ero come Salvatore, cioè proprio la selva oscura. Sono tornato dalla facoltà e loro ci davano i fogli scritti al computer, ci dicevano: ragazzi, compratevi un computer, vi fa risparmiare tempo. Quando mai? Cioè, io con la mia penna veloce, via, andavo avanti. Io prendo ancora appunti a mano, quindi figuratevi. Però un giorno mi sono trovato davanti a questo mostro e mi sono ricordato del mio professore Jacques Dubois. E allora ho detto: se ce l'ha fatta lui, ce la posso fare pure io, perché avevo penso 25 anni in meno di lui. Questa parola mi ha accompagnato: se ce l'ha fatta lui, ce la posso fare io. Ma non soltanto in questo caso del computer, perché diciamo trova la sua collocazione, ma in tante altre cose. Quando sono arrivate prove difficili, quando sono arrivati momenti di abbandono, quando la tua famiglia non c'era più, quando anche se avessi voluto tuo padre vicino, tua madre vicino, la tua famiglia vicino, non potevi averla, perché era a 2500 km di distanza. E per fare una telefonata ci volevano almeno 5 euro, perché se non partivi, cioè 5.000 lire all'epoca, perché se non c'erano questi soldi tu non ti conveniva nemmeno fare il numero. E cosa fai? Rimani paralizzato? Non vai più avanti? Ce l'hanno fatto loro al tempo del fascismo. Sono stati portati in galera, io non ero in galera. Ce l'hanno fatto loro quando sono stati disprezzati, vituperati, veramente malmenati dalla polizia. Perché? Perché erano dei credenti. Crimini così si possono sopportare? E mi raccontava il mio padre che l'avvocato che li difese, che era un fratello metodista, che conosceva la Bibbia, davanti al giudice gli ha potuto dire: state condannando gente che ha aperto la Bibbia, ama il Signore, ama il prossimo, fa opere buone. Per quali motivi li state condannando? Poi sono stati condannati i preti, al posto di mio padre e di altri. Ce l'hanno fatta loro, ce la possiamo fare pure noi. E lo dico anche a voi ragazzi. I tempi sono quelli che sono, ma ogni generazione, ogni momento storico, i tempi erano quelli che erano. Ma possiate avere davanti a voi dei buoni esempi, e spero che noi possiamo essere dei buoni esempi per voi, per poter pensare un giorno: ce l'hanno fatto loro, ce la possiamo fare pure noi. E perché ho detto queste cose? Perché il seguito del verso dice: considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Ce l'hanno fatta loro, sono stati fedeli, sono rimasti coerenti fino alla fine, allora ce la posso fare pure io. Cosa hai da meno o di meno di queste persone, di questi buoni esempi? Di queste persone che ti porti nella tua memoria come delle belle persone, come delle persone che ti hanno dato tanto. Cosa hanno di più di te? Cosa hai di meno da loro o di loro? Niente. Hai lo stesso Cristo e Signore, hai lo stesso Dio. Tempi diversi, certamente.
E per questo l'autore conclude con questa frase: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. La costruzione nel greco è così: Gesù Cristo ieri e oggi è lo stesso e fino a raggiungere l'eternità. Mi piace. Considerando da dove veniamo, considerando che siamo la continuità di coloro che ci hanno preceduto, considerando come il Signore ha operato per loro, con loro, e come il Signore ha operato e sta operando con noi nel presente, bene, questa è la testimonianza che il Signore non ci lascerà, non ci abbandonerà e sarà con noi finché raggiungeremo l'eternità. È una fede intelligente, è una fede che deve usare il cervello, è una fede che necessita di convinzioni. Vi ho detto più di una volta che quando noi diciamo fede, in greco viene dalla parola, dal verbo credere. Abbiamo bisogno di questo credo, di questa base su cui edificare la nostra vita. Anche nella Bibbia, non so chi di voi conosce come è composto il canone ebraico della Bibbia. L'Antico Testamento ha i profeti anteriori e i profeti posteriori, nel mezzo gli scritti. I profeti anteriori sono Giosuè, Giudici, questi libri qua che uno potrebbe dire ma che c'entra con i profeti? E no, il concetto è identico. Così come il Signore è stato fedele, che ha tratto fuori il popolo di Israele dall'Egitto, l'ha promesso e l'ha fatto, e poi ha promesso tutto il resto del cammino e l'ha fatto, ha promesso di dare un'eredità e l'ha fatto, ha promesso di portarlo nella propria terra e l'ha fatto, così continuerà a essere con noi. È lo stesso concetto. Per questo si chiamano profeti anteriori, perché hanno un messaggio profetico per il futuro. È un messaggio del passato per rasserenare, rassicurare, per credere e per stabilire la nostra fede per il futuro. È la considerazione che il Signore è stato con coloro che ci hanno portato a Cristo dal passato fino ad ora, dai nostri conduttori, i grandi uomini di Dio nella nostra storia, allora, e poter dire che Gesù è Cristo ieri e oggi è lo stesso, e se è lo stesso sarà lo stesso anche domani, dopodomani, finché raggiungiamo l'eternità. Mi ricordo di un concetto, e andiamo a chiudere, quando qualcuno si diceva, appartenevano a un gruppo di credenti, che loro erano il proseguo di Atti 2. E io mi sono chiesto, ma da Atti 2 al 1900, non so, è qualche cosa, fine 800, comunque fine 800, inizio 900, come ci sono arrivati? Era un salto pindarico, così, pim. Noi siamo quelli. No, non sono quelli. Loro sono quelli che, grazie a Dio, ci sono state generazioni di credenti che hanno comunicato il Vangelo e poi il Vangelo è arrivato pure a loro. Noi non siamo degli sradicati della storia. Noi abbiamo una storia, ma noi stiamo costruendo, tessendo questo pezzettino di storia. Se non mi sbaglio, Victor Hugo diceva tessendo la tunica ronzante di Dio. Noi stiamo mettendo un altro filo in questo telo della vita e della storia totale dell'umanità, stiamo costruendo il nostro momento. Abbiamo ricevuto una testimonianza, stiamo costruendo una testimonianza, ma che sia buona. Si parla di imitare. Ci sono dei versetti che non avete voi, ve li cito così. Paolo parla di 4 volte di essere imitatori. Nella prima Corinzi 4,16 dice: vi esorto dunque, siate miei imitatori. E poi nel 1 Corinzi 11,1 dice: siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo.
In Efesini 5:1 dice: siate dunque imitatori di Dio come figli amati, da Lui amati. In Filippesi 3:17: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete da noi. C'è sempre questo richiamo alla riflessione, a capire con chi abbiamo a che fare e a capire da dove veniamo per costruire bene il presente e dare una speranza per il futuro a coloro che vengono dopo di noi. È interessante che lui traccia la traccia, segna la traccia. Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Questa è la linea. Però in un altro passo, non dice continuamente così, in un altro passo lui, ha la spericolatezza di dire siate miei imitatori. O ha la coscienza di sé, di sapere che sta costruendo bene. E la mia domanda è per voi è: ma voi potete dire agli altri siate miei imitatori? Io non voglio la vostra risposta, la risposta ve la vedete col Signore, come io me la devo vedere col Signore. Possiamo avere questa serenità che, pur non essendo perfetti, perché perfetti saremo in cielo, pur non essendo perfetti possiamo dire agli altri: mi puoi imitare, sono un buon esempio per te. E se questa parola ci interpella, ci scrolla un pochettino, bene, facciamo quello che c'è da fare. C'è qualche passo da fare, qualche cosa da aggiustare, facciamolo. Che fai? Avete paura di diventare più buoni? Avete paura di diventare più preziosi? Avete paura di diventare migliori? Io no. E mi piacerebbe sentire queste preghiere come le fanno i bambini. Signore, fammi più buono. Noi grandi non preghiamo più questa preghiera, ma sarebbe fondamentale pregarla. Signore, fammi più buono. E poi dice anche di essere imitatori di credenti che sono della stessa categoria di come sono loro. Detto in altre parole, imitate i migliori, imitate quelli che sono di buona qualità, perché la buona qualità produce buona qualità. È vero che ci sono sorprese nella vita, tranquilli, ne ho beccate tante sorprese nella vita. Credevi che lei, che lui, ma non sono tutte queste sorprese. Pasqua è una volta l'anno e i regali di Natale. Bene, il resto è tutto normale. Quindi ci possono essere delle sorprese, anche nel cammino, anche nella Bibbia le leggiamo queste sorprese. San Paolo è onesto, mi raccomando, stai attento a quello che me ne ha fatto vedere di tutti i colori. Detto a parole mie, ma più o meno il testo dice quello. Ma non per questo ha detto a Timoteo, fermati, basta, si capisce, è fallito tutto, non ne parliamo più. No, dice stai attento di questo, continua, proprio gli scrive la lettera proprio per dargli coraggio e proseguire il cammino. E possa essere per ognuno di noi. Ecco perché abbiamo bisogno di usare la riflessione, il cervello, la mente, di incamminarci nella riflessione proprio di Dio, perché se il Signore è con noi, tranquilli che non sbandate, siamo nella direzione di Dio per poter sapere dove porre la nostra fiducia. Certamente, prima di tutto nel Signore, ma Lui è invisibile e abbiamo bisogno di fidarci anche tra di noi. Possiamo essere noi delle persone di cui si possono fidare? Queste sono le domande che ci dobbiamo fare. Possono contare su di me? E questo non vale soltanto per gli anziani.
vale per ognuno di noi. Possono contare su di me? Si possono fidare di me? Non devo fare 10 promesse, ne devo fare una, ma quella la faccio. Non devo impegnarmi in 1000 cose, in una cosa, ma quella la realizzo. Questo crea fiducia, questo crea credibilità. E la Chiesa ha bisogno di credibilità, anche questa comunità ha bisogno di accrescere la sua credibilità. Ognuno di noi ha bisogno di accrescere la propria credibilità, ma questo è un lavoro fra noi e Dio, fra noi e fra noi, nella meditazione della parola. E quindi cosa vi posso dire, care sorelle e cari fratelli? Buon cammino, siamo in cammino, siamo per strada. Gesù, aspettate che lo dico bene perché Gesù Cristo ieri e oggi è lo stesso e fino a raggiungere l'eternità. Preghiamo. Certo, Signore, il programma che ci propone è sconvolgente. Ci sentiamo sempre minimi, ci sentiamo piccoli, ma Tu ci hai salvato, Tu ci hai fatto grazia, Tu ci hai onorato di volerci con Te. E allora, Signore, questo ci riscalda il cuore, perché se Tu ci hai voluto con Te, è perché Tu hai fiducia in noi, che possiamo crescere, sviluppare, maturare, diventare più buoni, diventare più credibili, diventare più veritieri. Signore, Ti chiediamo che, come ci insegni nella Tua parola, il nostro cammino sia nella luce, ma che sia anche nella fedeltà a Te, nella reciprocità e nell'essere membri gli uni degli altri. E fa che pian pianino, Signore, possiamo lavorare affinché gli altri ci possano imitare, affinché gli altri si possano fidare di noi. Ti ringraziamo perché questa opera Tu la vuoi fare dentro di noi e attraverso di noi. Siamo stati benedetti da coloro che sono venuti prima di noi. Signore, Ti chiediamo la grazia di poter benedire coloro che verranno dopo di noi. Anzi, Signore, coloro che sono già intorno a noi. Padre Santo, Ti preghiamo queste cose, nel nome di Gesù. Amen. C'è un canto? Allora, io vi propongo di continuare questa preghiera, perché c'è questo filo conduttore tra quella che è la nostra storia e quello che è il nostro futuro, e noi qui essere in mezzo, che responsabilità essere in mezzo, e che responsabilità chiedere al Signore che ci faccia più buoni, ma più buoni non vuol dire soltanto ma sì, la bontà, essere generosi, gentili, ma essere più utili anche, più costruttivi, più operativi, più buoni a fare proprio, e più buoni interiormente per essere buoni nel fare. Preghiamo ancora? Ci vuoi condurre, Paolo, in una preghiera? Grazie perché ci ammaestri con la tua parola e con i tuoi servi, Signore. Veramente aiutaci nel nostro cammino quotidiano, in questo cammino che è lungo, difficile, ma con te diventa semplice. Quindi aiutaci a imitarti e aiutaci a darci la forza di imitare le persone che meritano di essere imitate. Facci diventare più buoni ad ascoltare la tua parola, più buoni a metterla in pratica, più buoni a amare gli altri e
più buoni a essere utili agli altri. Nel tuo santo nome. Amen. Amen. Con gli Atti degli Apostoli, il capitolo sarà il 14. Le novità dal... non ho sì, c'è, certo. Il capitolo sarà certamente